L'innovazione nel campo museale è una questione rilevante in questo momento in cui si parla molto di cultura come fattore di sviluppo anche economico, ma se la cultura deve essere questo, quindi occuparsi anche di sviluppo, deve imparare a ragionare e usare la terminologia che viene usata anche nel campo dell'economia e in particolare dell'impresa. Ci occupiamo in questo caso del tema della narrazione. Se si vuole avvicinare un pubblico più vasto ad un prodotto, ad un servizio che può essere anche molto complesso, bisogna lavorare, o è opportuno lavorare, sul versante del modo in cui si racconta. Quello che stiamo cercando di fare con i musei è mantenere la ricchezza della complessità, ma lasciarla sotto traccia e far percepire all'utente finale in una maniera più fruibile, a volte più divertente, il valore culturale del museo. C'era una volta si intitola l'appuntamento di oggi ed è un titolo che può così farci ripensare ad una favola. In realtà qui si racconta la storia con la S maiuscola. Il museo ha partecipato al progetto Sache in quanto esempio di collaborazione con una realtà teatrale, Teatri Off Padova, per la realizzazione di un'app di realtà aumentata che ha potuto spiegare ai visitatori del museo e approfondire alcuni temi del museo durante il periodo della pandemia. L'app è composta da 6 video in realtà aumentata. Ogni video si può vedere attraverso un marker che è situato all'interno delle sale. Un progetto culturale, una narrazione forte, efficace, con l'attrattiva della tecnologia, della realtà aumentata, 3 musei collegati assieme e il pubblico a cui ci siamo rivolti è un pubblico trasversale, dal ragazzo alla famiglia alle persone più adulte. Tanta materia prima, ora anche nuovi strumenti e nuove modalità soprattutto di racconto e siamo sicuri che sarà una storia a lieto fine.